Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di RC Radio Conegliano da Claudia. E a tutte le telespettatrici e telespettatori di Veneto Globe da parte di Karen. Bentornati a Bianco, Rosso e... E chissà di cosa parleremo oggi, perché dopo l'ultima frizzante puntata dedicata alla degustazione, oggi bisogna fare un passetto indietro per poter affrontare il discorso. Cosa dici, Claudia? Direi di sì, o anche un passetto in avanti, visto che secondo me un tassello in più lo andiamo ad aggiungere. Però prima di tutto io spero che voi vi siate allenati, anzi ne confido. Però non vorrei che il vino vi avesse dato un po' troppo alla testa, un sorso di qua, un sorso di là. Mi raccomando, quando vi mettete al volante, assolutamente sempre molta attenzione a quanto si è bevuto prima, mi raccomando. Mi raccomando, portatevi l'autista, che così potete divertirvi ad assaggiare tutto quello che volete. Esatto, magari un amico astemio non guasta mai. Oddio. No, non siamo contrari a questa gentaglia, dobbiamo convertire immediatamente tutti gli astemi. Tu che sei astemio, segui Bianco, Rosso e vedrai che alla fine cambierai idea. Dobbiamo lanciare una sfida. Dai, avanti. Bene, allora, di che cosa parliamo oggi, Claudia? Allora, oggi parliamo di vinificazione in rosso, sì, perché è appunto un tassello in più rispetto a quanto detto precedentemente. Infatti tutto quello che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda la vinificazione in bianco, mi raccomando, non dimenticatelo, è da tenere ben presente e oggi si andrà a capire che cosa cambia tra appunto bianco e rosso. Diciamo che diamo un po' di colore a questo vino, certo, no? E quale sarà la differenza fondante tra un vino bianco e un vino rosso? Un po' ve l'abbiamo già svelato quando abbiamo parlato della vinificazione in bianco. E vi ricordate che abbiamo detto che c'erano delle uve rosse che potevano essere vinificate in bianco? Quindi vuol dire che il cuore di questa vinificazione sta non nel cuore, in questo caso, ma nella scorza, ovvero nella buccia. Abbiamo la buccia, ma non solo. Grande protagonista della vinificazione in rosso è anche la scelta del periodo di vendemmia e quindi di quando raccogliere le nostre uve. La maturazione è un po' diversa rispetto a quello raccontato fino adesso perché è un po' più tardiva. L'uva nera ci impiega un po' di più a prendere colore rispetto a un'uva bianca. Insomma, bisogna portare un pochino di pazienza. Esatto. Anche quando siamo in campagna, via tutte le uve bianche, facciamo i nostri spumanti, le nostre bollicine, anche i nostri bianchi fermi. Per quel che riguarda i rossi, invece bisogna aspettare. Sì, dobbiamo aspettare una maturazione particolare che sarà sicuramente decisa dal nostro enologo per il suo progetto vino e che vorrà un'acidità inferiore per dare un po' più risalto agli zuccheri piuttosto che una maturazione dei tannini della buccia e dei vinaccioli. I tannini sono queste sostanze di cui vi abbiamo parlato la scorsa puntata che danno quella sensazione di asciuttezza un po' in bocca, legnoso, ecco, queste sostanze che sono tipiche poi dei vini rossi e quindi nella maturazione, quindi nel momento di raccolta, l'enologo dovrà stare molto attento alla concentrazione di queste sostanze piuttosto che a quelle vere e proprie che daranno il colore al nostro vino. Ed ecco qui oggi la nostra parola particolare, vero Karen? Che sostanze saranno mai? Qual è? Parliamo di antociani o di antocianine o di protocianidini? Ok, mi fermo, non tiriamo fuori la piccola chimica che è in me. Allora sì, signore, parliamo alle signore. Gentil sesso, dai, come noi, anche se tanto gentile, ecco,
ecco, No, parliamo di queste sostanze che rientrano nel grande calderone delle sostanze polifenoliche. Ecco perché quando si parla anche di maturazione delle uve rosse si parla non solo di maturità tecnologica ma di maturità fenolica, proprio perché, come vi ha detto Claudia, intanto anche questi tannini benedetti devono essere pronti, non devono dare fastidio, non devo sentire solo legno quando bevo il mio vino, quindi bisogna che siano un po' più maturi. Contemporaneamente, all'interno di questo calderone di sostanze fenoliche, che per l'uva in qualche modo corrispondono anche delle sostanze un po' di difesa, se io vado a mordicchiare l'uva quando il seme ancora non è pronto, perché teoricamente l'obiettivo dell'uva è quello di riprodurre la vite, per noi assolutamente no, l'obiettivo è questo, giusto? Ecco, ma fondamentalmente anche per noi questa cosa è importante, quindi queste sostanze di protezione, questi tannini devono arrivare a giusto grado di maturazione. Le sostanze coloranti sono un po' come per noi la bronzatura, la melanina, la bacca si deve in qualche modo proteggere non solo dai raggi del sole ma anche da tutta un'altra serie appunto di intemperie, di muffe eccetera, quindi quello che fa lo spessore della buccia sono queste sostanze coloranti, i famosi antiossidanti, ed ecco perché i nostri vini rossi nel tempo durano molto di più rispetto ai vini bianchi, quindi una bomba per poter avere tutta quella serie di benefici che ci hanno detto, i polifenoli, il resveratrolo, eccetera. Poi se volete chiamarli per nome, peonidina, malvidina, cianidina, insomma, basta. Antociani, basta. E quindi, signore, bevete vino rosso, Perfetto. che fa molto bene. Quindi abbiamo i nostri antociani pronti, belli, maturi, poi ricordatevi che tra uve e uve ci sono anche sensibilità di colore, ci sono quelle blu, ci sono quelle un po' più rosse. Ma questo secondo me glielo sveleremo lo Più step avanti. successivo, Piano. quando entreremo un po' più in dettaglio nel vino. Raccogliamo le uve, cosa facciamo allora, Claudia? E quindi, come per i vini bianchi, andiamo verso la cantina e andiamo alla diraspa pigiatrice, e quindi i chicchi saranno tolti la maggior parte delle volte dai raspi, perché qualcuno ancora si ostina a pigiare con i raspi, perché comunque anche i raspi hanno dei tannini, i risultati si possono sentire, ecco, vedere e sentire. Comunque ci si reca alla diraspa pigiatrice e si inizia ad ottenere il nostro mosto, ma a differenza, ed è qui la fondamentale differenza rispetto ai vini bianchi, il mosto ottenuto sarà lasciato sulle bucce delle nostre uve. Perché? Perché appunto sarà grazie alle bucce che il vino prenderà colore. E quanto tempo, mi chiederai tu Karen, resterà il nostro mosto a contatto con le uve? Chissà, è il tempo più del tempo di una trasmissione nostra, Sicuramente, senza ombra di dubbio. E questo è sempre l'enologo a deciderlo in base al progetto che ha deciso di portare avanti e quindi al nostro vino nel bicchiere. Perché? Perché, come diceva Karen, ci sono delle uve che rilasciano molto più facilmente tannini, antociani e quant'altro c'è all'interno della buccia, piuttosto che ci sono delle uve che richiedono un tempo di macerazione un po' più lungo, e il tutto non è comunque sempre solo motivato dal colore che andremo a trovare nel nostro bicchiere, ma è dato anche da quello che andremo a sentire poi in bocca, oltre agli aromi al naso, e quindi c'è sempre un progetto retrostante che fa sì che si scelga una macerazione un po' più lunga o più corta. Ve lo ricordate il famoso corpo che vi abbiamo un po' spiegato, quella sensazione fisica di riempimento della bocca che sentiamo quando assaggiamo un vino? Ebbene, tutte queste sostanze dobbiamo decidere per quanto tempo le vogliamo estrarre, quindi a seconda
del tempo che la macerazione, quindi la buccia insieme ai vinaccioli, rilascia pian pianino tutte le loro sostanze, allora avrò un vino più corposo o meno, ma non significa che un vino corposo necessariamente abbia più pregio di uno meno corposo, dipende appunto, come diceva Claudia, dalla scelta. Quindi vogliamo avere un vino giovane, fresco, pronto da bere d'annata, oppure un vino che se lascio lì può succedere anche settimane, 20 giorni, per certi casi di macerazione sulle bucce, è ovvio che ci vorrà molto più tempo poi per poter smussare, affinare il legno e tutte queste belle cose, queste vite vissute più avanti per poterlo poi assaggiare. Sì. Esatto, e questo è appunto uno step successivo nella nostra vinificazione. In rosso abbiamo quindi questo insieme, questa massa di liquido e di solidi all'interno della quale si possono avere delle correzioni piuttosto che verranno introdotti i lieviti per trasformare quello che è un mosto ancora in un vino. E secondo me qualche volta possono essere indotti, nel senso che introdotti dei lieviti selezionati, ma vista proprio la presenza delle bucce all'interno di questa massa, le fermentazioni possono essere anche spontanee, perché come vi ricordavamo e Karen sosteneva amabilmente che nelle bucce, sulle bucce, oltre a esserci la pruina, ci sono proprio i lieviti indigeni. La pruina! Me l'ero dimenticata, la pruina, antocianima, il vedino, basta. Non mi troppe parole strane oggi, troppe su vocabolario. Ti ricordi quando abbiamo detto invaiatura al contrario? Non me ne ricordo più, no. Ecco, però stiamo parlando sempre di colori, insomma, ecco, quindi abbiamo le nostre bucce che ci regalano tutte queste sostanze e parte la fermentazione, però c'è un problema, ed è un problema proprio di fisica, che in questo liquido pian pianino le bucce salgono e c'è l'effetto, insomma, vedete dietro di noi qua c'è questo bel tino con le bucce che salgono in superficie, ed è un problema, giusto Claudia? Sì, perché cosa succede? Che solo una parte del liquido è quindi a contatto con quello che dovrebbe rilasciare quindi tutto. Cosa facciamo? Ci buttiamo dentro? Va, volentieri! Non so quanto ne usciamo bene, però diciamo il principio è quello, dobbiamo fare in modo che le vinacce, il vino e il mosto che sta diventando vino pian pianino si vadano a rimescolare. Quindi ci sono diverse tecniche, si chiamano follature, quindi si va a premere fondamentalmente la vinaccia, immergerla nel liquido, oppure ci sono i rimontaggi, quindi il vino da sotto viene preso e viene riimmesso sopra la vinaccia, quindi ci sono queste tecniche di rimescolamento particolari, anche quelle più moderne sono più delicate, ognuno sceglie quella che più è utile, ma insomma bisogna comunque tramite queste pratiche rimescolare le vinacce nel liquido in modo tale che ci sia un'estrazione più equilibrata di queste sostanze. Sì, in modo tale che ci sia un po' ovunque quello che dovrebbe essere invece più a contatto con la parte superiore, diciamo, del vino. Finché decidiamo che basta, il contatto è venuto a sufficienza, e quindi passiamo poi a una svinatura, e quindi si andranno a togliere le vinacce a questo punto e si pulirà un po' quello che è attualmente il nostro vino. E che fine faranno le vinacce? Le vinacce, se non sono proprio del tutto esauste, verranno ritorchiate o ripigiate per ottenere un vino così definibile di recupero. Piuttosto che, se esauste, saranno spedite in distillazione e si otterrà la nostra amata grappa, e quindi un altro prodotto. Oppure qualche formaggio imbriaco, anche sì, poi sfruttare. a seconda di quello che decide appunto la cantina, perché ci sono delle cantine che hanno i macchinari appositi, altre invece no. A questo punto abbiamo il nostro vino, e che cosa ci facciamo fare a questo vino? Direi che a questo punto il vino dipende se ho un vino giovane, dipende se ho un vino che invece ha bisogno dell'affinamento in legno,
ci possono essere delle ulteriori fermentazioni che vengono spinte in modo tale che le acidità di questo vino rosso vengano un pochettino a ridursi, magari ve ne parleremo più avanti. L'importante è che facciate un po' mente locale, ecco, che se noi andiamo a raccogliere il vino, l'uva un po' più tardi, è chiaro che questo vino nuovo non è che lo possiamo avere sempre così presto, quindi quando bevete i vini novelli cercate un po' di stare attenti. Sì, diciamo che c'è proprio una legge che dice che il vino novello è vendibile dal 6 di novembre in poi, quindi mi raccomando, fate attenzione a quando trovate scritto vino novello a ottobre, probabilmente stanno svuotando le cantine dal novello dell'anno precedente, quindi non è proprio così più novello. No, infatti, ma per avere questi vini comunque le fermentazioni devono essere un pochino diciamo più gestite, le macerazioni un po' più contenute, quindi si usano delle tecniche un po' diverse, si chiama macerazione carbonica, quindi prima che il mosto diventi vino, diciamo l'uva viene immersa nell'anidride carbonica e già qui le bucce cominciano a cedere le loro sostanze, quindi poi quando passeremo alla macerazione molto molto breve, aromi più fruttati, anche un pochino più acidino, vini un po' più freschi, e quello insomma si beve subito, non serve poi passarlo al resto. Assolutamente, di solito viene imbottigliato e messo in commercio più o meno, forse un po' di affinamento lo fa, ma torniamo un passetto indietro. Dopo la svinatura abbiamo quindi dei passi, degli step che vedono una sorta di maturazione del vino, nei quali potremo avere una fermentazione malolattica oppure un affinamento che sia acciaio o legno. Ecco, diciamo che per i vini rossi tendenzialmente la malolattica viene sempre fatta, svolta, per dare un aiuto al nostro tannino che se no risulterebbe un po' troppo appunto legnoso e ruvido. È un processo che avviene appunto per ingentilire un po' proprio il nostro vino, il sapore che troveremo in bocca. Sì, si tratta semplicemente di batteri lattici o altri batteri, insomma questi microbi carini che vanno semplicemente a ridurre la concentrazione di certi acidi che altrimenti risulterebbero un po' troppo vivi, un po' troppo acerbi. Semplicemente l'acido malico, che vi ricordate ve ne abbiamo parlato dicendo quando affondate i denti in una mela, in acido lattico che invece è un acido un pochino più amabile. Se questo succede nei vini bianchi, che non è molto gradito, ci possono essere quelle note un pochino più burrose che nascono da queste fermentazioni, ma nel caso dei vini rossi è ben accetta, quasi sempre indotta un po' più alzando le temperature, e poi si può passare tranquillamente all'affinamento in legno, e di questo magari ne parleremo più approfonditamente in altre puntate. Sì, quindi abbiamo legno, acciaio, bottiglia, affinamento e messa in commercio e poi si beve. Esattamente, quindi abbiamo il nostro bel vino rosso con cui io vi esorto a iniziare a metterci il nasino e magari anche a gustarlo un pochino. La volta prossima probabilmente vedremo un attimo che vestitino ha questo vino. Quindi parliamo degli antociani, ma non degli antociani che vi ho detto oggi, del colore del vino, perché poi anche quando ce l'abbiamo nel bicchiere possiamo sbizzarrirci con il vino rosso. E quindi un brindisi, cin cin, alla prossima puntata da Karen e da Claudia. Rosso. Ciao! Ciao! Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.